questa ricorrenza di San Pietro ci aiuta a raccogliere un'antica tradizione che trasmette a noi la fede di chi ci ha preceduti. Si rinnova una tradizione antica, pluricentenaria. D'altra parte questo, essendo un borgo di pescatori, ha individuato in San Pietro, pescatore, il proprio patrono, e questo era quasi inevitabile. Questa identificazione però ha portato ad una tradizione popolare molto sentita, radicata, di qualche cosa che è molto vicino alla quotidianità. Infatti lungo il percorso, nei tempi passati, c'erano diverse occasioni, diciamo soste, nelle quali il popolo si fermava per intrattenersi, approfittando dell'ospitalità dei numerosi punti, di ristoro che venivano predisposti. Oggi tutto questo naturalmente non esiste più, però rimane la tradizione e il legame con un ambiente, il lago, che ha un particolare fascino, che continua a esercitare nel tempo e che suscita ancora sentimenti di mistero. D'altra parte al lago sono legati anche ricordi familiari molto significativi. Per esempio conservo ancora nella chiesa parrocchiale la campana che ha salvato la vita a un pescatore in una serata di nebbia. Non riusciva a trovare la strada per il ritorno e allora la gente preoccupata ha chiesto al parroco di suonare la campana. O Dio, che allieti con la solenne celebrazione dei santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede, per Cristo nostro Signore. Le barche illuminate fanno parte di una tradizione non proprio recente, però non naturalmente molto antica. Certamente hanno cercato di arricchire questa tradizione di tutto quel folklore che poteva promuoverla nel sentimento e nella emozione che viene suggerita dall'ambiente, ma che viene poi esaltata anche dal contributo dei partecipanti con le loro iniziative e anche le loro immaginazioni, la loro fantasia. Padre, e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.